Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Saranno 3 donne a completare le tessere dell'esecutivo regionale. Oliverio ha scelto l'ufficializzazione a breve, ma non mancano le polemiche. Il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza registra 80.000 accessi l'anno, il nosocomio costretto a tamponare il malfunzionamento della medicina del territorio, molti i codici bianchi. L'ex parlamentare Angela Napoli parla dell'autobomba di Limbadi e invita la magistratura a fare piena luce sulla cosca Mancuso. È morto investito da un furgone a San Lucido Ciccio Misasi, pilota cosentino molto noto in città, era anche titolare del soccorso stradale ACI. Scovato dai carabinieri di Locri un bunker ben occultato sotto un lavabo, all'interno giubbotti antiproiettile, taser e visore notturno. Un dentista catanzarese è stato posto ai domiciliari con l'accusa di aver favorito la prostituzione. L'uomo avrebbe fittato appartamenti alle lucciole. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, torniamo ad occuparci della nuova giunta regionale che, come abbiamo già anticipato ieri sera nel corso dei nostri telegiornali, vedrà l'ufficializzazione nei prossimi giorni. 3 le donne che entreranno a far parte della squadra del Presidente, ma non mancano le polemiche. Vediamo i nostri servizi. Il rimpasto si tinge di rosa, 3 donne nella giunta che segna la ripartenza del presidente della regione. Si tratta di Maria Francesca Corigliano, cosentina, fedelissima del governatore, già assessore alle politiche giovanili e pari opportunità della provincia Abruzia, candidata nelle regionali del 2014 nella lista Oliverio Presidente. Dopo una breve esperienza da reggente del PD cosentino, per lei sarebbe pronta la delega alla cultura. Il presidente, che più volte, anche in nostri microfoni, ha ribadito l'autonomia delle scelte in questa delicata fase del mandato, è stato attento alla rappresentanza territoriale. Se la Corigliano è espressione del nord della Calabria, Angela Robbe, presidente di Lega Coop Calabria, viene dal catanzarese e dal sociale, dalle cooperative che hanno cominciato a dialogare con la cittadella, aprendo nuove prospettive di sviluppo. Una terza via, ponte tra imprese e politica. Sidernese è la terza new entry, Maria Teresa Fragomeni, responsabile dei conti del Partito Democratico in Consiglio regionale. 3 donne che sostituiscono gli assessori uscenti Antonio Viscomi, Federica Roccisano e Carmela Barbalace. L'operazione ha richiesto più tempo del previsto e la squadra che affronterà il rush finale della legislatura potrà contare sulla vicepresidenza di Francesco Russo, attuale assessore al sistema della logistica portuale di Gioia Tauro. Nell'organigramma le conferme per gli assessori Roberto Musmanno, Antonella Rizzo e Franco Rossi. Dal 10° piano della cittadella di Catanzaro l'input è al cambiamento che porterà spediti ai risultati sperati. Si è deciso così di modificare, forse stravolgere le strutture burocratiche per un ultimo step caratterizzato dalla velocità delle risposte, le stesse che consentiranno al governatore di ricandidarsi per come già ampiamente annunciato. Mario Oliverio è pronto e sicuro di aver compattato anche il PD. Vedremo. E mentre i parlamentari calabresi del Partito Democratico, Magorno, Enza Bruno Bossio e Viscomi, per intenderci, plaudono la scelta della nuova giunta varata da Oliverio, augurando buon lavoro, sostegno e collaborazione, non mancano le polemiche scontate da chi fa parte dell'opposizione come Lega e Movimento 5 Stelle, ma che lasciano ampi spazi alla riflessione se rivolti da consiglieri che siedono sui banchi della maggioranza in consiglio, come Giuseppe Aieta, che parla di scelta da analizzare attentamente sul piano politico, perché emergerebbe un dato, e cioè che le riunioni di maggioranza ricadono puntualmente nel nulla.
La scelta del governatore, scrive Aieta, di nominare assessori esterni vicini ai consiglieri regionali, per come è avvenuto, pone un problema di opportunità politica rispetto ai principi da tutti noi condivisi. Il buonsenso, afferma ancora, avrebbe dovuto consigliare che nella scelta, così come da me richiesto più volte e dai colleghi condiviso, si evitassero nomi riconducibili agli eletti per evitare posizioni di privilegio. Questo criterio è stato violato, finendo per amplificare la già pesante mortificazione riservata ai consiglieri regionali, impediti di poter ricoprire la carica di assessore per un'espressa volontà del Presidente, di cui ci siamo fatti carico responsabilmente. Prende le distanze dalla scelta Aieta, che scrive ancora che il Presidente avrebbe fatto meglio ad operare le sue scelte in piena autonomia. Poi il monito e la volontà di voler dare un contributo importante. Il secondo tempo di questa esperienza, scrive il consigliere regionale, parte male e le scelte operate non uniscono e non contribuiscono a creare quei propositi nei quali avevamo testardamente creduto. Ai calabresi invece dice che darà un contributo alla soluzione dei loro drammatici problemi, come sempre in piena libertà e lealtà. Fumo negli occhi, scrivono invece i pentastellati, che parlano di una giunta che ha il sapore di cose di casa sua in vista delle prossime regionali, che spera di vincere ricompattando amici e burocrati. Più pesante invece l'affondo di Furgiuele, deputato della Lega, che paragona il nuovo esecutivo ad un'aggregazione di commissari liquidatori a cui spetterà il compito di sigillare un'esperienza politico-amministrativa bocciata ampiamente dai calabresi già con i risultati del 4 marzo. Non sarà il rimpasto, scrive ancora il Carroccio, a salvare un cammino politico accidentato e rilanciare una presidenza macchinosa e frenata dalla politica, dei veti incrociati fra bande del PD. Parliamo adesso di sanità, perché l'azienda ospedaliera di Cosenza corre ai ripari per aiutare il pronto soccorso dell'Annunziata. Troppi accessi giornalieri, spesso inopportuni, e pochi medici che suppliscono ad una sanità territoriale carente. Con le nuove assunzioni e l'ampliamento delle strutture la situazione dovrebbe migliorare. Il servizio, vediamo. Quasi 81.000 accessi nel 2016, poco meno di 74.000 nel 2017, un calo di 7.000 prestazioni che però non basta far rientrare il pronto soccorso di Cosenza in quella normalità che permetterebbe al personale medico di venire fuori dallo stato di emergenza in cui opera e agli utenti di avere a disposizione una porta d'accesso dell'Annunziata vivibile e funzionale. Ormai è chiaro l'impoverimento della rete ospedaliera sul territorio provinciale, l'incapacità da parte degli SPOC di far fronte alla richiesta di una popolazione sempre più anziana, l'assenza delle case della salute, degli hospice e dell'assistenza domiciliare integrata, la mancata attivazione degli ambulatori H24 ha riversato una mole enorme di utenti, pazienti negli hub. Nei primi 3 mesi del 2018 i dati sono in linea con l'anno precedente. Sono stati 17.514 gli accessi al DEA Cosentino, il 51% composto da codici bianchi e verdi, cioè a basso indice di priorità. Il 47% è stato classificato come codice giallo e l'1,8%, corrispondente a 312 accessi, di codici rossi. 11.238 le dimissioni, 3.200, ossia il 18,3% i ricoveri, una media di poco più alta di quella nazionale. Per l'azienda ospedaliera è evidente che la bassa percentuale di ricoveri per le fasce di gravità minore indica un utilizzo improprio del pronto soccorso da parte di utenti che non trovano le risposte idonee sul territorio e sono costretti a rivolgersi all'ospedale. Fin qui i numeri, ma cosa si sta facendo per migliorare la situazione? L'azienda ospedaliera ha firmato il decreto di assunzione di 5 medici per il reparto DEA, che crescerà anche dal punto di vista strutturale, con un ampliamento che sarà realizzato entro la fine dell'anno e consentirà la disponibilità di 20 nuovi posti OBI, ossia osservazione breve intensiva, spazi e risorse in più, in attesa che sul territorio le strutture come l'Hospice di Rogliano e le unioni dei medici di medicina generale, annunciate ma non ancora realizzate, possano supportare l'azione dell'hub di Cosenza. Parliamo adesso dell'ospedale di Vibo, perché oggi pomeriggio a Catanzaro, nella sede della Cittadella, è stato sottoscritto dal presidente Mario Oliverio, dall'assessore ai lavori pubblici del comune di Vibo Lorenzo Lombardo e dal soggetto attuatore per il commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico Luigi Zinno l'accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Vibo Valencia e delle 2 opere complementari: sistemazione idrogeologica Fossa Calzone, strada di accesso
accesso al nosocomio, una nota che riferisce l'ufficio stampa della Giunta regionale. Sempre per la sanità il Movimento 5 Stelle ha presentato esposti alla Procura e alla Corte dei Conti perché i DG andavano revocati. Sentiamo. Hanno presentato un esposto alla Procura di Catanzaro e alla Corte dei Conti i deputati del Movimento 5 Stelle Dalila Nesci e Francesco Sapia sull'omessa revoca dei direttori generali responsabili del mancato raggiungimento dell'equilibrio economico delle aziende del servizio sanitario regionale. La strada dell'esposto, precisano, fa seguito all'indifferenza del governatore Oliverio, che ha ignorato la diffida dello scorso 19 febbraio, in cui venivano evidenziate le criticità di bilancio riguardanti le aziende sanitarie provinciali di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, nonché l'azienda ospedaliera di Catanzaro e l'azienda ospedaliera universitaria del capoluogo calabrese. Condannano il comportamento del governatore che, dicono i parlamentari, si comporta come se la legge regionale non ci fosse, magari convinto che il proprio codice interpretativo possa superare le norme esistenti. La legge è fin troppo chiara, dicono, e sperano che il direttore generale facente funzioni del Dipartimento Tutela della Salute, Bruno Zito, dimessosi ma ancora in ufficio sino alla nomina del sostituto, riesca a scuotere Oliverio spiegandogli che il problema è grave e va affrontato subito. Parliamo adesso di cronaca, torniamo sull'atto intimidatorio a Vibo Valentia, all'Imbadi, perché sono stati inviati ai laboratori del RIS di Messina i reperti dell'ordigno e delle parti della Fiat Fiesta esplosa nella detonazione che all'Imbadi lo scorso 10 aprile ha ucciso Matteo Vinci e ferito il padre di 75 anni. Gli specialisti del reparto investigatori scientifiche dei Carabinieri saranno chiamati ad effettuare una serie di esami circa l'esatta composizione della miscela esplosiva e la tipologia di ordigno utilizzata in località Cervolaro. Nel frattempo l'amministrazione comunale di Limbadi, guidata dal sindaco Giuseppe Morello, ha fissato per domenica alle ore 17 un consiglio comunale straordinario e aperto dedicato al grave fatto di sangue, mentre la lista Limbadi Libera e Democratica, formazione politica con la quale Matteo Vinci si era candidato nelle ultime elezioni comunali, ha indetto una fiaccolata che si svolgerà nella serata di domani. Il raduno è fissato davanti al municipio di Limbadi, mentre l'ex parlamentare Angela Napoli parla proprio dell'autobomba e invita la magistratura a fare piena luce sulla cosca Mancuso. Sentiamo. L'attentato con un'autobomba all'Imbadi che ha provocato la morte dell'informatore scientifico Matteo Vinci e del padre Francesco, che è stato ferito gravemente dall'esplosione e dalle fiamme, ha fatto ripiombare nell'incubo l'ex parlamentare di Alleanza Nazionale e taurianovese Angela Napoli, proprio perché l'onorevole qualche anno fa, quando era ancora deputata, venne minacciata dal boss Pantaleone Mancuso. Intercettato nel carcere di Tolmezzo, il criminale la gratificò con queste parole: "Stiamo lavorando per toglierla di mezzo a quella scema". Angela Napoli doveva pagare il conto di un'interrogazione parlamentare in cui denunciava l'incauto trasferimento del boss dal carcere friulano al più comodo ospedale di Vibo Valentia, disposto da un giudice del tribunale del luogo. Io ho vissuto un momento di grande difficoltà proprio per queste minacce. Sotto la casa dove abitavo a Roma una sera è stata individuata una macchina che gli inquirenti hanno ritenuto fosse predisposta per essere obiettivo nei miei confronti. Approfitto anche di questa opportunità che mi viene offerta per invitare le forze dell'ordine, ma soprattutto la magistratura inquirente, a prendere una buona volta di petto questa situazione giudiziaria di tutti questi filoni della famiglia Mancuso, perché non è possibile che non ci sia il riconoscimento proprio della mafiosità di queste persone. Nel corso delle ultime operazioni eseguite nel Vibonese, il procuratore Gratteri aveva parlato della pressione esercitata sulle consorterie criminali e di un certo nervosismo che serpeggiava fra le cosche. Vediamo il nostro servizio.
Per il Vibonese è stata una settimana difficile per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica in un territorio che sta subendo un'offensiva particolarmente violenta, come confermato da quanto accaduto a Limbadi e che può configurarsi in un ambito terroristico mafioso. D'altronde, mai come adesso, l'azione combinata tra le procure di Vibo Valentia e Catanzaro con la regia della Direzione Distrettuale Antimafia e quella delle diverse forze dell'ordine, polizia e carabinieri particolarmente intensificata, stanno dando risultati importanti che sembrano aver colpito nel segno, al punto che lo stesso procuratore Gratteri conferma la sensazione di una certa tensione negli ambienti della criminalità organizzata del Vibonese. Vedo un certo nervosismo, un certo dinamismo da parte di locali di 'ndrangheta, da parte di ndrine, e questo ci preoccupa, ma allo stesso tempo noi stiamo più attenti, e quindi ritengo complessivamente che siamo pronti a poter essere un filo ottimisti sul futuro per questa provincia. La strategia del procuratore della DDA di Catanzaro è chiara e l'obiettivo viene posto in maniera precisa. Noi dobbiamo incominciare a riprenderci con più determinazione, con più forza e con maggiore vigore, riprenderci il territorio dell'intera provincia di Vibo. Lasciamo per il momento la cronaca, parliamo dell'addio a Ciccio Misasi. Il pilota cosentino è stato travolto da un furgoncino a San Lucido. Se ne va così un pezzo di storia dell'automobilismo calabrese. Ciccio Misasi non c'è più, un pezzo di storia dell'automobilismo calabrese se n'è andato. Ieri sera con la sua Alfa gialla ha tamponato un'altra auto a San Lucido, è sceso per constatare i danni quando è stato travolto da un furgoncino. La disperata corsa in ospedale è stata inutile, Ciccio Misasi non ce l'ha fatta. Tutti a Cosenza lo conoscevano anche per la sua attività, gestiva infatti il soccorso stradale ACI, prima a Via Popilia, poi a Rende. Una vita, quella di Ciccio Misasi, dedicata ai motori, la sua passione l'Alfa Romeo. Gli amanti delle quattro ruote ricordano le sue vittorie a bordo delle auto da corsa. L'esordio in Coppa Sila nel 1960 con il suo bolide conquistò il secondo posto e da allora non si è più fermato. Pilota di grande esperienza, ha frequentato gli autodromi più importanti d'Italia, Imola, Modena, Vallelunga, non ha mai smesso di correre. A 68 anni a bordo di una Ferrari 365 GT ha sfidato i tornanti della Crocetta. Il rombo dei motori era la sua vita, la Coppa Sila, la Luzzi Sambucina e la Murano Campotenese sono solo alcune delle competizioni in cui è stato protagonista. Oggi la città piange uno dei suoi figli migliori, un campione anche di umanità. Cambiamo ancora argomento. Le comunità della Piana esprimono soddisfazione per l'impegno e i risultati raggiunti dalla Prefettura di Reggio Calabria nel contrasto al fenomeno delle cosiddette vacche sacre. Vediamo. Un sentimento di riconoscenza sincera, quello dei sindaci di Cittanova, Molochio, San Giorgio Morgeto, Taurianova, Terranova, Sappo, Minulio e del presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte. Tutti si uniscono in un ideale applauso rivolto al prefetto di Reggio Calabria, dottor Michele Di Bari, per l'efficace strategia decisa per arginare e contrastare il fenomeno delle vacche sacre. In una nota ufficiale i sindaci e il presidente del parco evidenziano testualmente che l'iniziativa costituisce finalmente una risposta alle istanze di sicurezza dei cittadini e rappresenta nel contempo la decisiva ed autorevole azione dello Stato contro il pervasivo potere della criminalità. Un successo evidente il piano deciso dal dottor Di Bari in decine di riunioni preparatorie alle quali hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, sfociate in un intervento che debellerà, di questo si è sicuri dopo decenni di lotta, il fenomeno indegno dei bovini vaganti, gestito anche da pastori quasi sicuramente legati alle cosche di 'ndrangheta. Fenomeno diventato peraltro motivo di pericolo per molti automobilisti sorpresi sulle strade della Piana dalla presenza di bovini che scorazzavano senza controllo. Insomma, un problema serio che ora sembra essere davvero superato. Restiamo nel Reggino perché i carabinieri di Locri hanno scovato, occultato sotto un lavabo un bunker con all'interno giubbotti antiproiettile, taser e visore notturno. Sentiamo. Eccolo il bunker scoperto dai carabinieri del gruppo di Locri durante una perquisizione domiciliare nel bagno al piano terra
È stato scoperto un locale di oltre 3 metri di lunghezza, quasi 5 di larghezza e 2 di altezza, composto da 2 vani, un bagno e una camera con letto a castello. L'accesso ben occultato sotto un lavabo era consentito mediante lo scorrimento sui binari in ferro di blocchi di cemento, azionabili con sistema a motore elettrico, fotocellule di sicurezza e sistema presumibilmente a radiocomando. Al suo interno sono stati rinvenuti un giubbotto antiproiettile, un taser, un visore notturno di fabbricazione russa, un binocolo, 3 radio rice trasmittenti, uno scanner, oltre ad un paio di manette di sicurezza prive di matricola. I militari lo hanno scovato mentre stavano eseguendo un controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, effettuando anche perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti contigui alle Endrine. I militari di Cimina, assieme ai colleghi dello squadrone cacciatori Calabria, hanno così denunciato all'autorità giudiziaria un 56enne di Cirella e un 43enne di Cimina, entrambi pregiudicati. E adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Avrebbero favorito la prostituzione nel centro a Catanzaro, uno affittando appartamenti di sua proprietà a donne straniere e l'altro occupandosi della logistica e della riscossione degli introiti. I due, un 25enne e un medico dentista di 58 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dalla squadra mobile della città capoluogo. A confermare il quadro investigativo una prostituta colombiana che ha indicato nel più giovane la persona alla quale consegnava 350 euro a settimana per fruire di un piccolo locale. La Guardia di Finanza ha confiscato a Gioia Tauro un capannone industriale del valore di 1.200.000 euro. L'immobile sarebbe stato realizzato con contributi di una società vicina alle cosche. Scoperta e sequestrata dai carabinieri a Mesoraca nel Crotonese una falegnameria priva di permessi nella quale era impiegato un operaio che lavorava in nero, denunciato il proprietario. Una strada abusiva per lavori di telecomunicazioni è stata sequestrata a Sant'Andrea allo Ionio nel Catanzarese dai carabinieri forestali, denunciate 2 persone. Sorpresi a rubare casse di agrumi, 2 persone, 53 e 26 anni, sono stati arrestati dalla polizia nelle campagne di Corigliano Rossano. Le arance, 4 quintali, sono state restituite ai proprietari. Adesso a Catanzaro, dove c'è stato un confronto a più voci sulla riforma del welfare, l'incontro fra enti locali, forum del terzo settore e associazioni nella sede della cittadella regionale. Un'alleanza contro la povertà, è stata definita così la programmazione per le politiche sociali nel corso dell'incontro a Catanzaro sulla riforma del welfare. Alla cittadella regionale un confronto tra istituzioni, forum del terzo settore e associazioni. Oggi con la riforma gli enti locali, regioni e comuni assumono un ruolo fondamentale, per cui le risorse passano attraverso gli enti locali, ma dobbiamo anche amaramente constatare che c'è non solo una carenza di personale che era dovuta al blocco del turnover, ma che è stato sbloccato e che quindi consentirà anche di procedere ad assunzioni. Penso che ci sono, sentivo un dato che è allarmante, solo l'8% dei comuni hanno l'assistente sociale. Nei comuni c'è scarsità di risorse umane, di competenze e quindi difficoltà a costituire gli uffici di piano, che poi sono un organismo che si occupa in modo associato tra i comuni nei vari distretti di tutta quella che è la tematica della programmazione, dei servizi da mettere in campo e della spesa poi concreta delle risorse. Le risorse ci sono, si tratta di spenderle, di spendere bene, i comuni devono fare la propria parte e intendiamo farla. La riforma del terzo settore italiano, è stato ancora sottolineato, dovrà produrre una potenzialità di rinnovamento di un nuovo modello economico e sociale con una grande attenzione all'inclusione delle persone e alla riduzione delle diseguaglianze. La riforma punta molto sulle reti, sulla capacità dei diversi soggetti di terzo settore di lavorare tra di loro, tra uguali ma anche tra diversi, di lavorare non solo tra soggetti di terzo settore ma anche con il mondo delle imprese, della finanza, con il mondo delle amministrazioni pubbliche e quindi spinge fortemente a queste partnership per generare sviluppo e progresso sociale nelle comunità.
Ed è stato firmato a Palazzo Campanella un protocollo d'intesa fra l'AIDO e la Regione per sensibilizzare alla donazione degli organi. Il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto dice: una battaglia di civiltà. Il valore della donazione è un gesto d'amore che trasforma la morte in vita. I numeri delle donazioni in Calabria sono in calo rispetto al resto d'Italia senza donazioni. A rischio i trapianti. La sfida dell'Associazione Italiana Donatori Organi è cambiare la cultura, sfatare i pregiudizi, far rispettare le leggi. In campo scuola, medici, istituzioni, come la Regione Calabria che ha firmato un protocollo d'intesa il cui obiettivo è incrementare le donazioni. I dati ci dicono che la Calabria è molto sotto la media nazionale, noi non possiamo accettare un dato di questo tipo, per questo il Consiglio regionale vuole avere una campagna di sensibilizzazione importante, abbiamo firmato oggi appunto questo protocollo d'intesa che ci consentirà non solo di informare i cittadini, di fare un'attività di informazione rispetto alla cultura della donazione degli organi, ma anche e soprattutto essere da stimolo alle amministrazioni comunali a riprendere quel progetto ministeriale che era proprio quello di poter chiedere ai cittadini di essere donatori nel momento in cui si richiede il rinnovo della carta d'identità o si chiede un nuovo rilascio del documento stesso. Insomma, dobbiamo fare questa battaglia, una battaglia di civiltà. La nostra regione non può essere il fanalino di coda rispetto alla donazione degli organi, per questo la firma del protocollo assieme all'AIDO, per questo il Consiglio regionale ci mette la faccia e anche sul sito web faremo delle iniziative importanti per poter creare un momento di sensibilizzazione, perché donare è amore e noi non dobbiamo esaltare questo tipo di aspetto nella nostra regione. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Sulla nostra regione affluiscono correnti di origine africana che favoriscono clima mite e tempo stabile salvo locali passaggi nuvolosi medio-alti. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Sabato cielo generalmente velato su tutta la regione. In serata non sono da escludersi piovaschi sul Reggino. Da segnalare forti venti di caduta sui versanti tirrenici. Clima mite. Vediamo ora le mappe di mari e venti. Domani mari molto mossi salvo il golfo di Corigliano che risulterà poco mosso. Venti moderati o localmente forti da quadranti orientali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, grazie, appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.